Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 6 e forse questo qui potrebbe essere l'ultimo episodio, quindi mi raccomando like, commento, supportate la serie anche se forse questa qui è veramente l'ultima puntata. Attenzione, dobbiamo andare qui, la Tana del Leone, mi ha chiamato subito Juan Cortes, è arrivato D-Day, Danny, vediamoci in base, guardiano esperienza, rompere i coglioni, veloce, stiamo esplodendo tutti in un campo di merda. Facciamo uno spostamento rapido qui e poi raggiungiamo la zona, ma noi ci vediamo direttamente da Giovanni. Tra l'altro una roba che voglio notare, ragazzuoli, ma da quest'auto come esce il buon uomo? Scavalca pure lui? Vabbè, cagare. Anche nell'ultima puntata, qualora fosse l'ultima, dobbiamo freddarlo. Mamma mia, ma è velocissima sta macchina, è più veloce della quella specie di Porsche. Ok, la statua è quella e noi è lì che dobbiamo andare. Attenzione, guardate, raga, guardate. Avevo quanto stile. E ora per arrivare lì dove cazzo si fa il giro da qui, mi auguro. Tolga. Ma è fortissima sta macchina, raga. Ma è potente, cazzo. Peccato che l'ho trovata solo adesso. Vabbè, parcheggiamo qui. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Siamo qui. Dove cazzo è, Giovanni? C'è una nota. San Michele. Che cazzo è? Accettare questa missione avrà delle conseguenze. Non potrai andare via sì, è un viaggio di solo andare. Mi sa che è l'ultima, raga. Attenzione. Si parte. Juan, what the hell are we doing here? It's best to hide in plain sight. What? I told her not to go. I fucking told her. Told who? Clara? Dove cazzo è andata, Clara? What Ma is che... happening? He took her, Danny! He fucking took her. Clara. No. Castillo wanted parley. Just the two of them. Said the war was over. Libertad had won. Just wanted an elegant exit. Played right into her fucking id. Castillo's dog smashed our convoy the moment we hit the coast. Fuck. So what next? You and me are going to invade El Presidente's private island. Por favor, no me Who's dejan this? aquí. Chechnyans call it the elephant. You cut off the breathing tube, they rat out their own mother. Then they tell you some other fucked up shit. Hey, what's your size? Supremo on or off? Ma che cazzo. Bellissimo. Mamma mia, raga. We going quiet. Every single soldier on that island was handpicked by Castillo, so keep your distance. Ci siamo proprio travestiti. These are elite killers. You understand? I'm ready. I'll find sniper cover. You hit the house. I had my guess. It's family dinner. Ok, siamo arrivati. Isola del Leon. Siamo proprio... Minchia, la sua isola privata. Questa è casa sua per forza. E perché abbiamo solo la pistola e quest'arma? A caso. Messi di giocare, prendere armi potenti e poi siamo con la pistola. È un'arma del cazzo che penso sia già silenziata questa. Vabbè. Come cazzo si fa? Ah. Guarda con quale salto. L'uniforme dell'FND impedisce ai soldati di individuarti facilmente. Mi sembra giusto. Procediamo. Procediamo per di qui. Guarda qui che cosa Castillo. Juan, got eyes on Anton's home. Okay, I'm in position. You need to get past the... Devi superare il muro senza farti beccare, va bene. Come una pantera. Dai, saremo furtivi come chorizo perché la pantera non ce l'ho. Siamo di qui. Mamma mia. Già qui c'è uno. Ce lo leviamo subito dai coglioni. Attiviamo le allarme. Non si sa mai le cose si mettano male. Anche perché non abbiamo le nostre armi. Quindi ok, proseguiamo per di qui. C'è altra gente, però noi non abbiamo un cazzo. Cioè, questa non so manco se è silenziata. Io non vorrei rischiare. Speriamo soltanto in casi estremi. Con calma. Stanno dormendo. Sta roba è brutta, per esempio. Dio mio, stava dormendo, fai un'animazione mentre dorme. Cioè, capite? No, mica si alza per farsi uccidere praticamente. Ok, abbiamo la chiave comunque. Ok, 2 nemici davanti. In teoria ne abbiamo uno qui. Ok, è silenziata e ho distrutto pure l'allarme con un solo colpo, quindi ci sta. Cecchino lì. Perfetto. È pieno di allarmi qui. Allora, disattiviamo quest'altro allarme. Perfetto, allarme disattivato. Questi nemici vediamo. Io in teoria ho la chiave, quindi posso entrare. Godo. Siamo dentro. Juan, I'm in. Copy, Danny. Let's move. Who the fuck knows what Castillo's doing to Mamma mia, guarda che casa. You need to remember that these grounds are patrolled by Anton's elite killers. Your uniform is useless now. And if you get discovered, Clara dies. Shit, right. Breathe, Danny. I got your... L'uniforme quindi qui non serve. Dobbiamo comunque stare attenti. Okay, Clara. Where the fuck are you?
Perfetto, mamma mia, con calma, con calma. Disattiviamo l'allarme qui. Pericolosissimo. Nessuno si è sgamato, l'importante è questo, raga. Ah, guarda qui, c'è pure la contraerea in casa questo. Ok, lì c'è un altro cecchino. Dovrebbe essercene ancora un altro, ecco lì. Perfetto. Qua possiamo entrare. Mamma mia, mi sono cagato. Okay. Movimento al Gracias. secondo piano, perfetto. Come cazzo fa lui a saperlo? È un mistero. Vabbè, forse sarà piazzato col cecchino da qualche parte. Ma non abbiamo nemmeno le nostre abilità. Ce lo fanno fare proprio così, per farlo più difficile. C'ha poco senso sta roba, però allo stesso tempo ne ha. Movimento al secondo piano. Shit. They spotted me. Mamma mia. Come Clara è morta? Va bene, lo faremo meglio, lo faremo meglio. Siamo molto attenti, raga. Qua è dove siamo morti, cioè dove abbiamo sbagliato, praticamente. Ora qui in teoria ne esce uno dalla porta, che io non vedo. Ok, piano. Perfetto. Lo eliminiamo. Nel frattempo raccogliamo note. Qua non vedo più nessuno. In teoria c'è gente sotto di noi. Eccolo uno. Perfetto, mamma mia con quanto stile. Altra gente in teoria è lì dentro. Noi dobbiamo andare là sopra. Cazzo, io perché cazzo sono sceso? Perfetto. In teoria ce n'è un altro lì. Dobbiamo eliminarlo perché se vede il cadavere è un problema. Dovrebbe essercene. Ecco. Perfetto, ok, almeno ci mettiamo il cuore in pace. Abbiamo fatto fuori tutti. Adesso dobbiamo solo trovare il modo di salire. Ci siamo, raga. Qui dovrebbe esserci Clara. Vediamo. Stop staring. Ma che cazzo? Sit. Danny. Sit down. My mother had a rule. No lies at my table. And so, no lies for you. I have acute leukemia. I was diagnosed 13 years ago, but there was a doctor. He promised what we are all so desperate for. Time. But it wasn't enough. Was it, Diego? Papa, I don't want to hear this story. I needed insurance. But the irony was, I hated kids. But Maria, she had a way with words. And here you are, Mio. 13 years strong. And what happened next, Diego? The Viviro stopped working When? 6 months ago. Mi más sentida condolencias. No lies at my table! I will be gone. But he will see the vision through. Won't you? Truth or lies? Always truth. You're a fucking monster. Ah, I think that was truth. Danny, watch my little firefly dance. You know when I captured Clara? I thought I had won. But it took my son to show me what was right before my eyes. You are Libertad. I'm just a guerrilla. No lies at my table. You're a legend. They tell stories about you. Come on. You are their hope. And now, You will become my hope. You're kidding, right? And you still don't get it. I told you to leave. This is your fault. You want her to live. You will accept the rank of general. my army, you will be my hope, my legend. My Danny Rojas! Why are you so obsessed with dividing us? True Yarans, fake Yarans. It's one fucking Yara! Let us pick our own future. You're just some sick, dying old man. And you poor kid. Your brain must be so fucked up with his poison. No eyes on Anton. I'm taking out the kid. Juan. Who are you talking to? I'm taking the shot. Juan, no! Porca puttana. No! Diego! Come, Diego! Now! Did I get him, Danny? Juan! Clara's hit! No, 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 no! Talk to me, Danny. She's dead! Juan! Juan! Danny? ¡Come mierdas!
Mamma mia, raga, io sono senza parole. Sono senza parole. Semplicemente bellissimo, però non me l'aspettavo di Clara, raga. Colpo di scena bruttissimo. Mamma mia. E mori! Porca puttana, non morivo. No. Madonna. Perché ora Joanne non risponde? Ma secondo me, raga, non lo so, io ho sti dubbi, poi vediamo. Voleva i soldi da quello. Poi Clara è stata presa. In un certo senso si è fatto sgamare ed è successo tutto quel bordello e c'è morta Clara. Io non lo so onestamente che cosa dovrei pensare. Secondo me potrebbe essere coinvolto. Mamma mia, la strage. No, ho finito i colpi. Vabbè, vai di pistola. Aia, porca puttana. Un altro aereo, un altro elicottero. Aspetta, già che ci siamo, raga. Aspetta che mi distruggo pure quella... la contraerea. Vediamo l'uranio. Che cazzo stai facendo? Buon uomo, dove minchia corre? Ok, penso di averli fatti tutti, no? Abbiamo versato abbastanza sangue. The island is secure. Meet me in the courtyard. On my way. Ma che significa l'isola è sicura? Cioè, non lo so. No, raga, secondo me lui c'entra qualcosa, eh. Juan, What happened, Danny? we never talked about killing the kid. What do you care about some fucking rich mocoso in a castle? You think I'm a fucking idiot? You don't care about the goddamn kid. You just don't want La Revolucion to end. We had her, Danny. He wasn't part of the plan. You are exactly what I said you would be. A junkie. You can't quit. Just like me. I am nothing like you. Not yet. Clara is dead. But we have the Eagle's Nest. This is where we'll launch our attack on the capital. What are you talking about? You know exactly what I'm talking about. Like it or not, you are Libertad Jefa. So either walk away right now, or lead us to fucking victory. We never talked about killing the kid. Where are you going? To finish what she started. Mamma mia, fantastico. Regola numero 83. Ogni guerrigliero guida la propria rivoluzione. Colpo di scena. Attenzione. Clara dreamed of this moment. When I met her, I wanted to get the fuck out of Yara. But she told me what we're fighting for. She explained it really well. Che ho la pelle d'oca, And raga. fighting with you has been great. Just great. I got your back, you got mine, you know? Even if you're old or if you're young, that's okay too. I like all of you. What I'm trying to say is we're going to win. I promise. Shit, you're really bad at this. Yeah. Wow. Danny, Clara was a great leader, but there's a reason we joined Libertad. We're with you, Jefa. Now, let's take our country back. Guarda lì, sei col coltello quella sarbaglia. Viva Libertad. Viva Libertad! Love you, Danny. We got you, Hero. You look like a bag of shit. Like looking in a mirror, no? Get some rest, compay. Be the legend tomorrow. Mamma mia. Attenzione, hai speranza. Nel frattempo vediamo che cosa succede. Senor Presidente, we must consider your safety. Libertad is surrounding the capital. We need a clear view of the sunrise from here. Sí, Senor Presidente. I want Yarns to catch the horizon at every intersection. I have several boats prepared. If we leave now, we can have you and Diego. This is the wrong design. I said Pereira,
not Van Allen. Do not pollute Esperanza with my father's obsession with Art Deco. Your eye is impeccable, Signor Presidente. Please, you must listen. At least the boy must be... Enough! Can you see it? Wait, can you see it? Let's take a look at the plaza again. Something modernist, like Jeanneret. Vabbè, ma sta morendo, raga. Già un piede nella fossa, Anton. Nel frattempo noi ci svegliamo. Ok. Operazione completata. Non è la fine, ma penso che la prossima sia la fine. Ovviamente la facciamo in questo episodio, raga. Basta, mi sono rotti i coglioni. Facciamola finita. Berretto da rivoluzionario. Ma penso di aver sbloccato tutta la dotazione, secondo me. Esatto. Che cosa mi danno? Vediamo, aumenta la resistenza, aumenta i danni dei colpi alla testa, aumenta la resistenza delle munizioni anti-uomo, tutta la rigenerazione della salute dopo aver subito danni, aumenta la velocità di movimento dopo che hai subito danni, aumenta sensibilmente la ricarica della cura manuale. Ah, quindi casa di Anton è praticamente ora casa nostra, attenzione. Mamma mia, dopo questa che cazzo vuoi? Ok, parliamo con Juan, raga, e penso sia la missione finale definitivissima. Dato che io non posso saltare, non so perché, non posso scavalcare, se ci buttiamo così fottiamo il sistema. Allora, parliamo con il nostro Giovanni. Giovanni, cagami. Cagami. Oh. Want to know why I followed Clara? She had a vision. It's because she's nothing like me. There are too many Juans in this world. Too many Antons. And maybe too many Dannies. There will never be enough Claras. Danny, you ready to break a country? Bella questa. Signori, penso sia la missione finale. Prepariamoci perché qua ci saranno delle belle. Direttamente stiamo attaccando proprio Esperanza, così. Dani non parla, Dani è seria. Clara told me I should go work in a Yankee supermarket. She was fucking with you, Danny. She knew exactly who you are. Sembra Call of Duty. She also told me that she would never live to see her vision of Yara. Clara did everything with eyes wide open. She knew what she was signing up for. She should be here instead of me, Juan. You're allowed to miss her, Danny. Just don't be lost in the clouds. We take Esperanza for Clara. Viva Libertad! Viva fucking Libertad! Sì, vabbè, ma basta sto viva libertà. Avete rotto i coglioni, pusciamo. Sono stupendissimi i fuochi d'artificio. Penso siano C4 però. Oddio, è esploso il fratello. Si ma accelera, Dio mio. Si sta facendo il giro turistico in mezzo alla guerra. Ah. Ormai siamo incazzati. Hanno ucciso Clara. Però, raga, beh, allora, per adesso, ti giuro, la storia a me è piaciuta, onestamente. Siamo alla fine, speriamo non si perdono proprio nel finale, ma non penso, raga. Proprio, onestamente, una bella storia, una bella trama, i personaggi caratterizzati, tra l'altro, anche bene. Bene o male ti ci affezioni. Raga, minchia, io tolgo la cam durante i filmati, ma onestamente il filmato della morte di Lara a me un pochino mi ha commosso, dai. È stato proprio bello. Io che mi commuovo più nei videogiochi che non nella mia vita con le robe che mi succedono, è pazzesco. Vai e spada, stiamo combattendo tutti, abbiamo i Maximas Matanzas e spada, e tutti lì la famiglia Montero. E abbiamo pure dalla nostra parte la Moral e le leggende del 67. Abbiamo ucciso il comandante. Vabbè, super resistente. Beh, sono meta sti coltelli, perdonami. E questi non si fanno un cazzo, poi ti tiro un coltello e esplodono. Bene, sono tutti super resistenti qui i nemici. No, porca puttana, ci muoio. Aia. Aia. Oddio, vai, andiamo, la battaglia continua, non è finita. Pensate voi a fare il carro armato che a me secca. Che onestamente non so come farlo, forse un po' così. Vediamo se riusciamo. Non si è fatto, no, non lo dico. Scusami. Che culo. Vabbè, ho distrutto tutto. L'aeronautica di Anton. Vabbè, ci sono pure gli elicotteri ora. Ti ho visto, strozzo. No. Oddio, cazzo è. Oh. Eccolo qua. No, scusami.
Levati al cazzo. Hai rotto i coglioni. Mamma mia, continuiamo a salire. Oddio, c'è uno con lanciafiamme. Non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo. Cazzo era questo qui con lanciafiamme? Aspetta che mi equipaggio le granate. Granate! Ok, proviamo questa revolver. Ah, ma non l'ho messa alla fine. Perdonatemi. Vediamo come funziona. Vabbè, esplode. Però, minchia, quelli corazzati con i colpi esplosivi li facciamo. Avete rotto i coglioni però, Proseguiamo. Anton nella torre. Non ci ho capito un cazzo. Dai, noi dobbiamo andare sempre avanti. Vai, 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 vai. Sono tutte truppe molto forti qui. Dobbiamo stare attenti. Cecchini sul tetto. Mamma mia, con quanta potenza. Ok. Munizioni. Cassa dell'FND. Prendi tutto. Ci siamo. Stiamo pushando la torre principale di Esperanza. I soldati furbi sono scappati. Ci siamo, raga, Siamo dentro la torre di Esperanza. Ok. Ma queste sono torrette automatiche praticamente. Penso siano sopra di me comunque. Come si sale? Eccole, ci sono le scale. Sembra libero qui. Saliamo ancora. C'è pure la torretta. Passiamo da un'altra parte. Da qui. No, tutto bloccato. Merda. Aia, aia. Porca puttana se fanno male. Sto punto a mali estremi. Estremi rimedi. Perfetto. E da qui che cazzo è? Sembra un po' la zipline, sai, di Warzone. Non prendi l'ascensore nella punta. Altra gente. Eliminiamoli tutti. Salgono altre truppe. Avete rotto i coglioni. Signori, ci siamo, ci siamo. Mamma mia, raga. Silenzio. You have killed thousands, set my city on fire, destroyed the dream of paradise. All that stands between you and the throne is me and my son. I'm no dictator. Lies. You are not Clara. Yara is burning, and you don't put out fires with free elections. He's about the same age I was when Nigarias murdered my father. I never thought that you would have to face what they put me through. I'm sorry, Diego. You are my lion. Everything that I did to make you stronger. You are not going to kill him. He's gonna die anyway. Last lesson, Mio. There is one thing in life that will always be true. Do you know what that is? Death. See. You will protect him. From your friends. From the monsters. He'll be safe. I promise. Lies. Ma... Diego! No! Everything's gonna be alright. Don't move, Chabaco. Ma che cazzo... It's okay, Danny. Don't talk. You smell that? That's the stink of fucking victory! Juan, he shot Diego in the fucking chest. Oh, you gotta be kidding me. Forget the kid, Fuck you, he's bleeding out. Was he hit in the heart, Danny? Is he breathing? Lucky, I don't know. There's too much blood. Don't move, Danny. We're coming up. Come on, Diego. Stay with me, Chamaco. It's okay. It's okay, Danny. You were the lucky one. No. Mamma mia, è come è iniziato si è finito praticamente. Move, Danny. Lucky, what's happening? Shh. I don't want to be the one to say this, but what do we do now? Yara needs a leader until we can hold elections. There's only one person I trust in this room. You better not say yourself. Yara is yours, Danny. Lo siento. No, it's not. I'm not a politician. Clara was. Maybe you are.
The only reason we are standing here is because we didn't wait for one person to solve all our problems. When tyranny is law, revolution is order. Where are you going? Yara is yours. Don't fuck it up. La rivoluzione di un guerrigliero non finisce mai. È un po' come sto gioco, non vuole finirsi. Però tanta roba, raga. Mi dispiace per Diego. To fallen heroes. To her Yara. You know, Danny, there's never gonna be an election. There's plenty of Castillo's friends out there who want to make sure of that. You wanna go hunting? It's like I'm looking in a fucking mirror. Once a guerrilla. Always a guerrilla. I ever tell you the story of the time Santos smuggled me into Uganda so I could steal him a goddamn zebra? Yes. Angry motherfuckers. But that didn't stop me, Danny. Just gives me confidence. Tanta roba. Mamma mia, signori. Finalmente questo gioco è giunto alla fine. Spero che comunque questa serie vi sia piaciuta, raga. Vi raccomando, un like, un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto più questo, più Far Cry 3. Signori, noi per questo episodio di Far Cry 6, ultimo episodio, ci salutiamo. Dopo questa serie continueremo adesso Fallout 4 con più calma e ci dedicheremo poi ad Ark e inizieremo altre serie. Detto questo, signori, io vi ringrazio per chi comunque ha guardato questa serie, per chi gli piaceva e per chi gli è piaciuta. E niente, alla prossima, ciao belle mie. Nuestra Yara uniremos.